Amici di Sesta Rete, benvenuti e ben ritrovati con l'appuntamento domenicale dedicato interamente ai risultati, alle classifiche e ai commenti del calcio dilettantistico. Appuntamento con penalty, come al solito in onda in diretta su Sesta Rete la domenica a partire dalle 19:15, in replica poi intorno alle 23:15 e in replica anche domani mattina. E da qualche settimana siamo in onda anche su TRA nel primo pomeriggio intorno alle ore 16 per quanto riguarda la zona Cese e i paesi pedemontani, e in onda anche sempre il lunedì a partire dalle ore 14, 14:30 su Prima TV per la zona giarrese e per buona parte della costa ionica. Un saluto alla mia prima penaltina della giornata. Buonasera a tutti. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Hai benzina in macchina? Diciamo di sì. Questo è il problema che ha attanagliato un po' tutti i nostri ospiti. Un saluto anche ai nostri due commentatori ufficiali del campionato di eccellenza, nonché anche quello di Interregionale. Ciao Ettore. Impostazione internet Gianluca Barbagallo. Ciao Gianluca. Buonasera a tutti. Diamo subito i riferimenti per mettersi in contatto con Penalty. Chiaramente potete farlo attraverso la nostra pagina di Facebook, Programma Penalty è la pagina ufficiale, oppure attraverso la nostra mail penaltysestarete@libero.it. Benissimo. Un saluto che diamo anche al nostro Carmelo Puglisi, che per noi tra l'altro ha anche visto una partita importante, perché Ragusa, vincendo a Taormina, aggancia la vetta, anche se chiaramente ancora i giochi sono apertissimi. Ciao Carmelo, buonasera, come stai? Buonasera a te, Ettore, buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Tutto a ben posto? ritrovati. Tutto a posto? Benissimo, Benzina? molto bene. Benissimo, adesso bene. Adesso bene. Abbiamo temuto il peggio ieri, ma oggi anche se bene. ancora le agitazioni continuano, e quindi insomma bisogna stare molto attenti. Andiamo veloci perché oggi il programma è ricco di ospiti, di immagini, e diamo subito spazio a Lorena che ci presenta il campionato Serie D interregionale, i gironi I, chiaramente i risultati e la normale classifica. Alla Mezzia Terme, Sambiase Messina 1-0. A Reggio Calabria, Cittanova Adrano 1-3. A Cattanissetta, Nissa Battipagliese 2-1. A Melito di Portosalvo, Valle Grecanica Interreggio si disputerà domani. Ad Acri, Acri Licata 0-1. A Noto Nuova Cosenza 1-1. Ad Acireale batte Palazzolo per 1-0. A Nola, Nuvla San Felice, Sant'Antonio Abate 2-0 e a Vallo della Lucania, Serial Burni, Marsala 1-0. La partita dell'Interreggio, come abbiamo detto, non si è giocata, ma l'Interreggio continua a rimanere in vetta nella classifica del campionato di Serie D. Lorena. Difatti prima in classifica Interreggio con 35 punti, segue Palazzolo 31, Acri, Marsala e Nuvla San Felice 30 punti. Nuova Cosenza, Serial Burni e Adrano 29. Battipagliese Licata 27 punti, Noto 25, Messina 24, Acireale 23 punti, Sant'Antonio Abate 22, Cittanova e Sambiase 19 punti, Valle Grecanica 18 punti, ultima in classifica Nissa con 16 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione, Acireale, Battipagliese, Interreggio e Valle Grecanica una partita in meno. Dovremmo anche avere già la tabellina per quanto riguarda il prossimo turno, che si giocherà appunto fra 7 giorni, Interreggio contro Aciriale, Nuova Cosenza Acri, Sant'Antonio Abate contro Cittanova, Licata Nissa, Messina Noto, Battipagliese Nuvla San Felice, Marsala contro Sambiese, e chiuderanno Palazzolo Alburni e Adrano Valle Grecanica. Insomma, una giornata importante soprattutto perché la Ciriale con questa vittoria continua la sua risalita nelle zone più tranquille. Parola subito al nostro opinionista che ha seguito da vicino questo campionato già da qualche settimana e ci può confermare che con questa vittoria sicuramente la Ciriale insomma respira un po'. È stata una giornata importante, Ettore, lo avevamo detto la domenica scorsa e le previsioni si sono confermate. La Ciriale oggi ha giocato una buonissima partita, è stato anche un po' agevolato dagli episodi, l'espulsione di Contino, il centravanti del Palazzolo, poi è uscito Alderuccio per infortunio, il Palazzolo ha colpito una traversa nella ripresa, però gli episodi gli sono stati favorevoli, ma la formazione granata li ha saputi sfruttare.
ha avuto diverse palle gol, poi ha trovato il gol a metà ripresa al 25esimo con Lombardo e poi si è difesa bene nella parte finale della partita e tutto sommato la vittoria è stata meritata. Per chiudere questo discorso riguardante il campionato di Serie D, sottolineiamo anche che l'Adrano ha vinto e quindi respira pure, come respira pure anche la Nissa, che vincendo oggi si tiene ancora aggrappata alla zona salvezza, anche se attualmente è sempre all'ultimo posto. Sono state due vittorie importanti, sia quella dell'Adrano che consolida la propria posizione tranquilla, anche quella della Nissa. Se magari rimettiamo un attimo la classifica, Sì. vediamo che nelle parti basse Questi sono i risultati, adesso vediamo anche la parti classifica. basse della classifica la Nissa è anche stata sfortunata perché il successo del Sambiase sul Messina costringe Certo. ancora la formazione del professore Bianchetti ancora ad inseguire, ma un pareggio fra Sambiase e Messina avrebbe forse agevolato maggiormente. Ecco, questa è la Nissa. classifica, effettivamente Ma la maggiormente Nissa... la Nissa, così come in chiave play out la Cireale è anche un po' penalizzato dalla vittoria esterna del Licata. Infatti. Se il Licata non avesse vinto, la bagarre intorno al sest'ultimo posto sarebbe stata maggiore. Comunque, al di là dei risultati più o meno favorevoli, sono tutte più o meno in carreggiata, quindi questo è importante. E domenica prossima c'è una partita importante perché la Ciriale gioca con l'Interreggio a Reggio Calabria, quindi sarà veramente una partita molto molto difficile da prendere con le pinze. Lì io, Ettore, sottolineerei anche un altro aspetto, oltre all'aspetto della classifica, perché andare a giocare a Reggio Calabria è difficile, la capolista, insomma abbiamo tessuto più volte le lodi dell'Interreggio. Sarà anche una sfida importante perché metterà di fronte Gaetano Di Maria con il direttore della Ciriale, l'allenatore Gaetano Di Maria dell'Interreggio. Vecchie conoscenze. Vecchie conoscenze, hanno fatto 3 anni insieme fra Giarre e Certo, Adrano. certo. Sarà una non si dura sono battaglia. lasciati benissimo, è Sarà una dura battaglia. da seguire. Una sfida Licata da che seguire. comunque oggi ha sigillato, diciamo, il colpo della giornata, no? Sì, Questa vittoria infatti, d'Acri era è assolutamente un inaspettata. campo difficile, tra l'altro. Così come in senso negativo un risultato da segnalare è la sconfitta del Marsala, che probabilmente poteva peccato, portare peccato. qualcosina in più da questa Peccato, Gianluca, trasferta. effettivamente di Serie A. questa sconfitta non ci E voleva. questa è anche la dimostrazione che comunque il Licata paga, secondo me, a caro prezzo la sua discontinuità. È una squadra che se avesse avuto una regolarità diversa sì, aveva, secondo ma me, i mezzi paga per fare anche un campionato i diverso. problemi societari, Problemi le vicende societari. Vecchia in panchina, storia, insomma. vecchia storia. Anche lì cari non è stata una amici. stagione serena sino a questo Vecchia momento. storia. Benissimo, chiudiamo quindi a questo punto il campionato di interregionale e passiamo subito al campionato di eccellenza. 2 gironi, girone A e girone B. Andiamo subito ad affrontare il girone A e Lorena ci dà subito il quadro completo con i risultati e la classifica. A Palermo, Palermitana Atletico Campofranco 1-3. A Mazzara del Vallo, Mazzara Audace 0-1. A Custonaci Castellammare 2-1. Ad Aragona, Acragas Folgore rinviata. A Terrasini, Città di Terrasini Palmoval 1-1. A San Cataldo, San Cataldese Ribera rinviata. A Cammarata, Camarat, San Giovanni Gemini 0-0 e ad Alcamo Valderice 2-0. L'Alcamo che continua a rimanere in vetta, ma sotto di un punto abbiamo sempre la presenza costante della squadra riberese. A te Lorena. Alcamo 39 punti, segue Ribera 38 punti, Camarat 36, Atletico Campofranco 34 punti, Acragas 33. Riviera Custonaci 30 punti, Audace 29 punti, Mazzara 27, San Cataldese San Giovanni Gemini 23 punti, Valderice e Parmoval 21 punti, Castellammare 20, Folgore 13 punti, Città di Terrasini 11 e ultima in classifica troviamo Palermitana con 3 punti. Ricordiamo Acragas, Folgore, Ribera e San Cataldese una partita in meno. E adesso il tabellino per quanto riguarda gli incontri della prossima settimana, per quanto riguarda chiaramente il campionato di eccellenza, il girone A. Abbiamo Castellammare Acragas, Parmoval Alcamo, Ribera contro Città di Terrasini, Folgore Selinunte contro Camarat, San Giovanni Gemini Mazzara, Valderice Palermitana, Atletico Campofranco Riviera Marmi e chiuderà Audace San
Cataldese. Allora sì, il Ribera non ha giocato, l'Alcomo però ha mantenuto fede vincendo, quindi comunque balza in vetta, e a questo punto io direi, se voi siete d'accordo, guardando anche la classifica, se la regia ce la può rimandare. C'è il passo falso del Camarat in casa. No, ma io sottolineerei un'altra cosa importante, l'avanzata dell'Atletico Campofranco, che con questa vittoria si porta a 34 punti ed è lì. Per cui insomma questo terzetto è diventato ormai un quartetto. Gianluca. Sì, più che quartetto direi che c'è questa regressione del Camarat che da qualche settimana perde punti in maniera piuttosto inopinata e quindi ha rosicato quel vantaggio che lo aveva portato sino a qualche tempo fa anche in vetta alla classifica, per cui più che, sì, sicuramente la costanza dell'Atletico Campofranco gli sta consentendo di rientrare in zona playoff. Anche la crisi dell'Agragas, che sostanzialmente, anche se comunque oggi non ha giocato, gli ha permesso di inserirsi in zona playoff. Sottolineiamo anche il fatto che Ribera non ha giocato, però giocava a San Cataldo, che è un campo difficile. San Cataldese avrebbe esordito un nuovo tecnico, che poi il nuovo non è, ma è un vecchio ritorno, Torregrossa, che sostituisce il Pidatella, quindi sarebbe stato esonerato in settimana? Esonerato in settimana. Sarebbe stato l'esordio di Torregrossa, che così sostanzialmente non è avvenuto e quindi è rimandato. Una giornata che comunque in questo girone non ha patito degli effetti della crisi carburanti, che invece ha messo in ginocchio praticamente tutto l'altro girone. Mi dai il lancio, perché adesso Lorena ci dà il quadro completo del girone B del campionato di eccellenza, che come ci ha anticipato Gianluca Barbagallo, insomma, sono state parecchie le partite che non si sono disputate. Lorena. Ad Aci San Filippo, Aci Catena, Aquila Caltagirone rinviata. A Carascibetta, Enna Atletico Catania rinviata. A Capodorlando, Orlandina, Città di Messina 1-1. A Modica, Città di Vittoria non disputata. A Trecastagni, Due Torri 0-2. Ad Avola, Real Avola e Leonzio non disputata. A Comiso Mister Bianco rinviata, e a Taormina Ragusa 1-2. La classifica, guarda caso, si è mossa soprattutto nella zona alta, perché sia il Ragusa che il Città di Messina hanno giocato, addirittura il Ragusa, vincendo a Taormina, raggiunge in vetta la squadra messinese. A te la classifica, Lorena. Prima in classifica Città di Messina e Ragusa con 48 punti, segue Due Torri 33. Città di Vittoria 32 punti, Real Avola 30, Orlandina 26, Mister Bianco e Aci Catena 25 punti, Taormina 21 punti, Comiso e Trecastagni 19, Modica 17 punti, Atletico Catania 15, Aquila Caltagirone 14 punti, Leonzio 6, ultima in classifica Enna con 1 punto. Ricordiamo Aci Catena, Aquila Caltagirone, Atletico Catania, Città di Vittoria, Comiso, Enna, Leonzio, Mister Bianco, Modica e Real Avola una partita in meno. Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti di penalizzazione e infine Enna 6 punti di penalizzazione. Adesso il tabellino per quanto riguarda le partite della prossima settimana. Ci sarà l'incontro Città di Vittoria contro Aci Catena, Due Torri Comiso, Leonzio Enna, Città di Messina Modica, Mister Bianco Orlandina, Atletico Caltagirone Real Avola, Atletico Catania contro il Taormina ed infine chiuderà Ragusa Trecastagni. Prima di andare a commentare questo girone insieme a Gianluca Barbagallo e anche al nostro Carmelo Puglisi, guardiamo proprio invece il servizio della vittoria del Taormina, o meglio della vittoria a Taormina da parte del Ragusa, una vittoria importante perché, come abbiamo detto, il Ragusa con questa vittoria raggiunge la vetta della classifica, seppur in condominio con la squadra messinese. Guardiamo il servizio di Carmelo Puglisi e poi lo discutiamo insieme ai nostri 2 commentatori ufficiali. Nella lotta al vertice nel girone B di eccellenza il Ragusa batte un colpo e c'è. La formazione di Pino Rigoli conquista 3 punti preziosi al Bagicalupo di Taormina contro Filistad e compagni in un match che gli Iblei fanno loro per 2-1. Nel Ragusa come attaccante esterno del suo 4-3-3 Mister Rigoli preferisce Buscema Sisalli e la mossa si rivelerà vincente. Il Taormina è quanto mai rabberciato, manca il playmaker di centrocampo Messina e i 2
due gioielli, Totaro e Adamo, partono dalla panchina. Il primo tempo è di chiara marca ragusana, Rea crea scompiglio 2 volte nell'area taorminese al 9° e al 17°. I biancazzurri di casa sono timidi, anche se alla mezz'ora il nuovo acquisto Puglia sciupa una buona occasione sfiorando la traversa da posizione defilata. Il Ragusa passa al 33° al termine di una bella azione manovrata iniziata da Pellegrino, perfezionata da Costanzo e finalizzata da Buscema. Ad inizio ripresa il Ragusa sfiora il raddoppio con Arena che impegna Panarello, salvo poi trovare lo 0-2 al 22°. Il solito strepitoso Arena scalda le mani di Panarello. Sulla respinta Buscema è il più lesto di tutti nel confezionare la sua doppietta personale. Il Taormina nel frattempo è rimasto in 10 per l'espulsione di Puglia e accorcia le distanze con Totaro appena entrato in campo, dando l'impressione di essersi svegliato troppo tardi. In pieno recupero l'espulsione di Salaniti nel Ragusa serve solo per dare qualche emozione in più al pubblico del Bagicalupo, rendendo più convulso il finale. La vittoria del Ragusa tuttavia non è mai stata in discussione. La vittoria del Ragusa non è stata mai in discussione, hai chiuso così il tuo servizio a dimostrazione che il Ragusa con questa vittoria vuole far capire a tutti che lui vuole vincere il campionato. Bisogna anche capire però anche il momento delle due squadre. La differenza di caratura tecnica tra le due compagini c'è, però il Taormina è anche in un momento difficile, ha fatto un punto nelle ultime 4 partite, è una squadra che ha cambiato qualcosa nel mercato di dicembre, mister De Cento sta ancora lavorando per ritrovare la quadra, hanno preso degli innesti di esperienza come Casella, Puglia e quindi c'erano anche assenze importanti come Messina a centrocampo, ciò nonostante però la vittoria del Ragusa, come abbiamo visto e sentito, è stata meritata, anche se va contestualizzata chiaramente. Certo, è logico. Gianluca Barbagalli, invece tutte le altre partite, come hai detto bene tu, non si sono giocate. Non si sono giocate. Quindi vuol dire che ancora questo equilibrio non va ritrovato diciamo nella parte questa dopo è una la giornata zona di fantasma, testa. cioè, tolte le prime 3 posizioni sostanzialmente il resto non si è giocato, quindi non è commentabile, ecco, utilizziamo questo termine. Però questa sconfitta del Tre Castagni un po' inaspettata, anche se il Dotore comunque è una buona squadra, forse una delle più concrete di questo girone, una di quelle che sicuramente ha avuto più serenità. Mi ha fatto una buona impressione quando l'ho vista quest'inverno ed è sicuramente una squadra che se si fossero disputati i playoff avrebbe comunque dato fastidio a qualcuno. Allora, da tenere in considerazione sì, che in settimana si è svolta la gara di ritorno della Coppa Italia di sì, Eccellenza. aggiornaci. Una delle 2 semifinali vedeva impegnate appunto 2 squadre del girone B. Si trattava appunto di Vittoria e di Avola. Nella gara di andata giocata ad Avola, l'Avola si era imposto per 2-0. Nel ritorno l'Avola si è imposta per 2-1 a Quindi Vittoria, passa l'Avola. quindi per il Vittoria è sfumato il sogno della finale di Coppa Italia, quindi l'Avola disputerà, ironia della sorte, proprio a Vittoria la finale di Coppa Italia. Incredibile. Bene, Quindi Carmelo Puglisi. questo, scusate se Sì, mi permetto, serve anche a chiudere qualunque tipo di certo, obiettivo a questo punto per il Vittoria, che sfumata la Coppa Italia non si disputeranno praticamente i playoff. Perché probabilmente appunto il distacco è notevole. Allo stato attuale sono 15 punti, quindi non so, la media dice 10. Dice quindi 10, sono non credo, abbondantemente anche se fuori dai comunque playoff. Il Messina sta rallentando, era ora che arrivasse questa buona notizia, ma questo più che altro per l'interesse del campionato, perché sembrava già un campionato cassato, chiuso e confezionato è vero. alla fine del giro d'andata. Invece, come sempre dico anche io, se tu ben me ne puoi dare Sì, merito, è vero. il campionato si chiuderà al 18 di marzo, quando a Ragusa si incontreranno le due big match, le due il big squadre. Da match. lì uscirà la vittoria del campionato. Quindi non guardiamo più di tanto la classifica di questa settimana, perché effettivamente possiamo È notare finta. soltanto la vetta Bisogna delle due considerare squadre. comunque la parte play-out, che è l'unica zona del campionato che può destare qualche interesse e che io da questo momento allargherei anche al mister Bianco. Perché, sì, mi sa di sì, mi sa di sì. Visto come il Tre Castagni, vedi, in 2 domeniche si è ritrovato da una zona quasi a ridosso playoff, in piena zona play-out, a questo punto le sorprese Però sono... aspettiamo ancora qualche settimana, perché chiaramente col fatto che oggi non si sono giocate le partite, buona parte delle partite, Sì, quindi la ma classifica comunque- è un po' amorfa. Comunque, vedendo i risultati delle ultime settimane e vedendo un po' anche i movimenti di mercato che si sono conseguiti nell'ultima finestra di dicembre, dopo l'Orlandina, diciamo, il livello è Sì. più che altro abbastanza omogeneo, quindi quelle lì sono le squadre più tecnicamente messe meglio, il resto sono un po' tutte lì, tranne il Modica, ma il Modica oramai ha una situazione regressa, per cui la porterà a lottare sino alla fine. Chiudiamo questa parentesi con Carmelo Puglisi, che No, per noi no. appunto ha seguito la partita del Taormina. No, tra E- parentesi io
devo dire, riagganciandomi a quello che diceva Gianluca, a questo punto per il Vittoria possiamo parlare di stagione Sì, assolutamente fallimentare. Perché, insomma, hanno investito con tutto tutto il quello budget che si che è stato poteva. C'è investito. da premettere che prima della semifinale di Coppa Italia era avvenuto l'ennesimo cambio societario con il rientro Uno di dei Barravecchia tanti, uno dei tanti. e diciamo, il disimpegno della famiglia Mascara, quindi è stata una situazione turbolenta Che sin dall'inizio confusione, e che che confusione. chiaramente non ha portato Non è serenità. possibile programmare con Ma poi tutti questi cambi. Vittoria ha sempre questa storia particolare, perché loro sono anche un po' antisegnani in questi grandi azionariati popolari. Io ricordo quando andarono in C1, Sì, fecero sì. un'assemblea al cinema di tutti i soci. Poi purtroppo è sempre difficile gestire società così Quando ci sono allargate troppe e persone, contesti poi dopo anche ci così si smarrisce. infuocati. Io però, tornando al discorso Sì. tecnico, è vero il rallentamento del Città di Messina, però ad esempio io sono un grande estimatore dell'Orlandina. Sono un grande estimatore dell'Orlandina, è una squadra che secondo me ha molti meno punti in classifica di quelli che merita. Insomma, Certo, la è partita vedi- male, Dicembre è partita male, però poi la vede Vingales, inserita, Dell'Ordo, Partita male, hanno sistemato la squadra. anche i due ragazzi africani, Ousmane e Diop Sì, in difesa, sì, è una squadra molto quadrata. Quindi... La SME ha preso anche la Ha SME preso, dal ha preso anche la Però SME. è anche vero che se non ci saranno, come probabilmente succederà, i playoff, in poche parole i giochi per cercare di Ma sai guadagnare cos'è che mi posizioni. intimorisce? Che vista la crisi economica, ok, visto la mancanza di playoff, quindi di finestre possibili, Sì. non mi meraviglierebbe il fatto che molte squadre comincino a non pagare più i rimborsi spese, quindi possa succedere che molte squadre smantellino. Mi sa Ecco, che hai detto una verità mi molto puzza di questa profonda. situazione, non me ne vogliono gli amici di No, Vittoria, no, per esempio ma- Vittoria. Però piuttosto- hai detto una cosa giusta. Magari non accadrà la tavola perché tenteranno sino alla fine di vincere la Coppa Italia, però ci sono delle squadre che a mio modo di vedere cominceranno ad allentare un po' perché oramai diciamo la classifica è un po' morta. Va bene. Io spero che tu abbia torto, anche se in fondo al mio cuore sono d'accordo con te. Ok, ringraziamo Carmelo Puglisi che ormai Grazie da a qualche voi. settimana è nella redazione di Penalty. Lui tra l'altro è un giornalista ufficiale di Prima TV, la televisione che trasmette anche il nostro programma il lunedì a partire dalle 14, 14:30. Noi ci vedremo la settimana prossima. Come al solito seguirai qualche altra partita del campionato di interregionale o promozione o Diciamo eccellenza. che non ci facciamo mancare Non niente, ci facciamo mancare dalla niente. Serie D alla seconda, anche alla terza, perché io poi Benissimo. seguo anche la terza, quindi no. Grazie ancora a Carmelo Puglisi, noi ci Grazie fermiamo, a voi. c'è il primo break pubblicitario, ci rivediamo tra poco per parlare del campionato di promozione. A dopo. Di nuovo in studio per il consueto spazio dedicato adesso al campionato di promozione, lo facciamo tra qualche istante perché prima devo dare parola a Gianluca Barbagallo perché ho saputo che sono arrivate parecchie mail. Sì, in particolare dobbiamo salutare la signora Angela Napoli, Sì. che ci fa i complimenti per la trasmissione. Leggo testualmente che testimonia il meglio del calcio e soprattutto il meglio del Made in Sicily, ok? E poi una fan di Alessio Di Mauro Ah. che continua a collezionare, diciamo... sei Sta fidanzato? avendo più successo delle nostre penaltine, È mi sa. fidanzato però, diciamolo ufficialmente, no? Ah, è Così fidanzato, togliamo quindi. dal mercato Alessio Di Mauro. Mentre anche invece perché- non ha il fidanzato, la nostra penaltina, Infatti. Lorena, Quindi che in proponetevi- continua Facciamo un ricerca. appello. Proponetevi ragazzi di tutte le età. Ragazzi, Fino noi a siamo che una età? trasmissione Fino a che età, sportiva, Lorena? quindi ci sono molti giocatori Beh, che guardano. possiamo fare servizio pubblico comunque, no? C'è Beh, un mai, caso di mai assistenza dire mai, sociale. mai dire mai. Comunque ringraziamo la signora Napoli e la salutiamo. Grazie, grazie Gianluca. Allora, Lorena, metti da parte i tuoi sogni di fidanzamento e dacci subito il quadro del campionato di promozione, il girone D. Sì. A Ragusa, Orsa Ragusa aggira 2-2. A Leonfortese Città di Rosolini 0-0. A Nicosia Enzo Grasso 3-1. A Santa Croce Camerina, Santa Croce Scordia rinviata. A Troina Paternò 3-0 a Tavolino. A Gela, Atletico Gela, Real Niscemi 4-0. A Solarino, Priolo batte San Sebastiano per 1-0. E ad Ispica, Virtus Ispica, Scicli 1-0. La Leonfortese rimane in vetta con 36 punti, ma la Ginnica Scordia, anche se oggi non ha giocato, continua a essere sempre a ridosso della zona altissima di questo girone del campionato di promozione. Leonfortese 36 punti. Segue Scordia e Atletico Gela 34 punti. Città di Rosolini e Nicosia 31. Enzo Grasso 27 punti. Troina 26. Priolo 25 punti. Virtus Ispica 23. Santa Croce 22 punti.
Real Niscemi e San Sebastiano 21, Orsa Ragusa 17 punti, Scicli 16, Agira Nissoria 15 e Paternò esclusa dal campionato. Ricordiamo Scordia, Orsa Ragusa, San Sebastiano e Santa Croce una partita in meno. Anche per quanto riguarda questo girone diamo subito il tabellino delle partite della prossima settimana. San Sebastiano Atletico Gela, Scicli Leonfortese, Paternò Nicosia, anche se come ormai tutti sappiamo non si disputerà, Gimmica Scordia contro Orsa, Nissoria Priolo, Città di Rosolini contro Santa Croce, Niscemi contro Troina ed infine chiuderà Enzo Grasso contro la Virtus Ispica. Diamo il benvenuto al nostro commentatore del campionato di promozione, Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Buonasera. Vicino a te c'è domenica. un giocatore che purtroppo ha perso il big match sabato, ovvero parliamo di Dario Caliò, che è il capitano dello Sporting Via Grande, che ha perso questo big match contro un forte Aci Sant'Antonio. Ma di questo però parleremo dopo, perché abbiamo anche delle immagini, Dario, quindi possiamo poi commentarle con molta attenzione. E invece ad Alessio chiedo subito il girone D, come va? Diciamo che è stato un turno un po' sfavorevole per la Leonfortese, che ha pareggiato in casa contro il Città di Rosolini per 0-0. Va detto che comunque il Città di Rosolini ha una buona squadra, infatti qualche settimana fa si è rafforzata soprattutto nel reparto difensivo con Cardile e ha acquistato dall'Avola anche l'attaccante Sirugo. Turno favorevole anche per l'Atletico Gela, che ha vinto 4-0 contro il Real Niscemi, mentre lo Scordia ha la possibilità, quando recupererà la gara, eventualmente di ribalzare nuovamente in testa. Quindi diciamo che per la Leonfortese questa giornata non è stata molto favorevole. Molto favorevole. Allora, parliamo subito del girone C, invece quello che riguarda più da vicino il nostro ospite Dario Caliò dello Sporting Via Grande. Anzi, a tal proposito voglio salutare anche il mister Enzo Buttò, che se l'ho sentito nel pomeriggio mi ha detto che comunque lui è tranquillo, la squadra ha giocato una buona partita, poteva fare di più, però la cosa più importante è rimanere nelle zone alte e sperare chiaramente di rientrare il più possibile, quantomeno nel progetto di promozione, anche seppur attraverso i play-off. Diamo i risultati con la classifica chiaramente del girone C. A te Lorena. A Villafranca Tirrena, Belpasso 2-0. Ad Aci Bonaccorsi, Spar Aci San Filippo 1-0. A Sant'Agata Battiati, Sporting Battiati, Fiume Freddese 2-2. A San Gregorio, Garden Messina 3-0. A Santa Venerina, Real Santa Venerina Gravina 2-1. A Mili Marina, Pistonina batte Piero Mancuso per 5-1. Ad Aci Sant'Antonio, Sporting Via Grande 1-0 e a Catania, scommettendo Sporting Insieme 4-1. Come abbiamo detto, lo Sporting Via Grande perde questo grande ed importante big match, rimane al secondo posto, ma viene agganciato a questo punto anche dalla Despar. Lorena con la classifica. Aci Sant'Antonio 38 punti, Sporting Via Grande Spar 33 punti, Villafranca Tirrena 32 punti, San Gregorio 31, Belpasso 26 punti, Fiume Freddese 24, Pistonina 23, Garden Messina e Aci San Filippo 22 punti, Sporting Battiati 21, Sporting Insieme e Scommettendo 19 punti, Gravina e Real Santa Venerina 17, Piero Mancuso ultima in classifica con 15 punti. Ricordiamo Fiume Freddese e Spar con una partita in meno. Anche per questo girone diamo anche il tabellino delle partite della prossima settimana. Si giocherà Gravina Ambrosiana, Fiume Freddese contro Pistunina, Belpasso Real Santa Venerina, Piero Mancuso San Gregorio, Sporting Via Grande Scommettendo, Sporting Insieme Spar Calcio, Aci San Filippo Sporting Battiati ed infine chiuderà Garden Sport Messina contro il Villafranca. Allora, con il nostro ospite una battuta
battuta, poi magari andiamo a vedere il servizio e lo discutiamo insieme chiaramente ad Alessio Di Mauro. Una battuta, una sconfitta che, come ha detto il vostro mister, sì, certo, è brutta perché potevate sperare insomma di fare un passo in avanti in classifica, quindi quasi a toccare la vetta, però diamo onore all'Aci Sant'Antonio. Sì, sì, certamente la Sant'Antonio è una grande squadra, ma costruita sin dall'inizio per vincere questo campionato. Noi non siamo stati niente da meno, purtroppo siamo partiti col piede sbagliato e abbiamo il primo tempo soprattutto regalato un po'. Però rimane il grande tempo. campionato che state facendo, Sì, sì, certamente. Questo anche Alessio me lo può confermare, no? Sì, ma Cioè, il infatti- campionato del Sporting Via Grande è un campionato che ha sorpreso un po' tutti Certamente, in positivo. sì, sì. E trovarsi in quella posizione non è da poco. Non è da perché poco. Essendo alle spalle dell'Aci Sant'Antonio, non dico che sia un'impresa per quello che avete fatto, però comunque è un buon risultato. Sì, un buon risultato questo, soprattutto anche per la squadra che è costruita da giovani. Certo. Siamo Molto tutti molto giovani e stiamo lottando là sopra e siamo molto contenti. Bella del nostro soddisfazione anche per risultato. la società. Guardiamoci il servizio che ha realizzato Carmelo Puglisi proprio sull'incontro tra Aci Sant'Antonio, Ambrosiana, contro lo Sporting Via Grande. Guardiamolo insieme e poi lo commentiamo. Viaggio ormai spedito verso l'eccellenza l'Aci Sant'Antonio di Nino Marchetti, che ha battuto di misura ma meritatamente il Via Grande nel tanto atteso scontro al vertice del girone C di promozione. Finisce 1-0 per i santantonesi e la vittoria porta la firma di Gabriele Bonnici. Il mediano è lestissimo a raccogliere di testa un cross al bacio di Ciccio Cordova. Per la capolista non è stata la miglior partita della stagione, però l'Aci Sant'Antonio è stato comunque capace di conquistare dopo 19 minuti il vantaggio per poi amministrarlo con grande intelligenza nella restante parte di gara. Con Salvo Amico spuntato e sottotono la vera occasione per il raddoppio ce l'ha Occhi Pinti al 40°, ma la mira è imprecisa. Nel secondo tempo, dopo 10 minuti, il Via Grande sfiora il pareggio con una bella azione di Van Ausek. Mister buttò tra i biancazzurri, prova a dare vivacità inserendo Bonomo e Tenerello e quest'ultimo a pochi minuti dalla fine avrebbe anche una buona occasione per centrare il pari. L'Aci Sant'Antonio ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo e legittima sempre di più la sua indiscussa leadership di classifica. Indiscussa leadership vuol dire che a questo punto l'Aci Sant'Antonio ha messo un punto importante Sul campionato, sì. e a questo punto le cose per le altre squadre si fanno difficili. Facciamo il punto insieme ad Alessio. Eh sì, perché per l'Aci Sant'Antonio avere 5 punti di vantaggio sulla Via Grande e sulla Sparra già sono tanti. Quindi poi la squadra di Marchetti ha dimostrato di essere una squadra compatta, quindi penso che almeno al mio parere non dovrebbe avere problemi per vincere il campionato. Un'altra precisazione che vorrei fare su questa giornata, io concentrerei l'attenzione su altre due gare, ovvero la vittoria interna del San Gregorio contro il Garden Sport Messina per 3-0. Ciò significa che per il San Gregorio, che conferma ulteriormente il quinto posto in classifica, ovvero l'ultimo posto per entrare nella graduatoria dei playoff, e poi anche in chiave salvezza la vittoria sonante della Scommettendo che vince per 4-1 contro lo Sport Insieme. E io guarderei bene anche il risultato positivo del Real Santa Venerina che aggancia il Gravina con questa vittoria. Eh sì, infatti, a 17 punti, sì, al penultimo posto. Però comunque il Gravina la vedo più una società che è in salita, quindi tutto sommato, non lo so, la sconfitta di oggi sì, è una cosa non Ci può troppo anche stare, sì, però, ci può ci può stare, anche però stare. comunque io penso che alla fine ne uscirà fuori da questa situazione. Dario Caliò, il vostro mister ha detto che comunque l'obiettivo rimane quello di mettere in mostra molti giocatori del Via Grande, sono molti giovani come tu hai detto bene, e la società se arrivano i playoff bene, ma se non arrivano, voglio dire, non è un dramma. No. Allora, l'obiettivo iniziale
diciamo è sempre quello, salvezza. Poi ovviamente uno una volta che si trova lì e ha fatto qualche punto cerca di fare qualcosina di più carino, diciamo. A parte l'Aci Sant'Antonio che appunto come abbiamo detto con questa vittoria probabilmente ha messo un punto quasi finale alla vetta, quali sono le squadre che insomma, vi spaventano? Se la parola spaventare non è esagerata. Sì, vabbè, diciamo che quest'anno il campionato è molto bello, molto divertente. Ci sono tante squadre che rispetto all'anno scorso si sono messe più in mostra. Abbiamo la Spar, vabbè, che da sempre, San Gregorio che sta facendo un ottimo campionato. Villafranca? Villafranca è anch'essa una gran bella squadra, che infatti lo vediamo dalla classifica, è lì insieme a noi. Mentre nella parte finale, ne discutevamo appunto poc'anzi con Alessio, c'era il Gravina e il Real Santa Venerina che sembrerebbero insomma riprendere fiato e cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Sì, come abbiamo detto Santa Venerina ha fatto 3 punti importantissimi per 3 punti salvezza, ma da non sottovalutare comunque queste squadre che al ritorno diventeranno molto più ostiche perché si dovranno I punti saranno difendere più con i pesanti. denti. Sì, certo. Settimana prossima dove giocate? Allora, settimana prossima siamo in casa con la Scommettendo. Questa Una sarà brutta partita... gatta da Sì, pelare, sì. perché la Scommettendo, Alessio me lo conferma, è sì, una infatti. società che ogni partita insomma se la gioca alla grande. Sì, Sì, poi sarà una bella partita, infatti. anche ha fatto degli acquisti al mercato di riparazione qua a dicembre, quindi sarà una bella partita. Sì. Benissimo, Gianluca, hai qualche notizia da internet, dalla tua Nulla postazione? di eclatante, essendosi giocate poche partite, voglio dire anche le notizie che Ci comunque sono poche mi notizie. sembra di capire che la benzina abbia fatto più danni del previsto questa settimana. Questo lo perché sappiamo, Gianluca. Molte partite non si sono giocate perché la Lega le ha autorizzate, ma molte non si sono giocate, tipo quella del Vittoria. Dove non è arrivata neanche la comunicazione? Non è arrivata la squadra, malgrado invece la squadra ospitante e l'arbitro fossero presenti. E lì Quindi sono... non è detto che qualche squadra di questa vada incontro a qualche È penalità. probabile, o qualche... perché la federazione sapeva che accettava l'eventuale rinvio. Una nel di queste momento è in proprio cui- Modica Vittoria, no? A parte la distanza limitata tra le due No, contendenti. dicevo, la federazione accettava il rinvio nel momento stesso che insomma, ci Doveva fosse essere stata la avvertito almeno con comunicazione 24 ore ufficiale. di anticipo. Quindi Invece può alcune- darsi che allora la prossima settimana scopriremo delle notizie a riguardo Sì, bisognerà per le attendere classifiche. diciamo, le decisioni del giudice sportivo in merito a queste partite, perché per esempio il Vittoria allo stato attuale avrebbe perso la partita a tavolino. Chiaro, e sono anche un punto in meno di penalizzazione. Allora, chiudiamo con il nostro ospite, il Viagrande è lì, giocherà ogni partita importante per cercare di fare più punti possibile, per raggiungere anche un sogno, ma un sogno per Dario Curroce, personale? Adesso tu sei il capitano, sei un giovane capitano di questa giovane squadra. Vabbè, diciamo che i sogni, uno quando è più piccolo magari sogna in grande. Ora Che anno sei tu? Io 90. Sei un 90, allora è proprio giovanissimo. Posso essere cattivo? Sì, dimmi, Ma Gianluca. non è che il Viagrande ha esaurito, diciamo, tutte le scorte che aveva, che lo ha portato sino a questa posizione di classifica, invece poi magari tecnicamente ci sono delle squadre meglio attrezzate per cui è finita. Sai che ci sono delle rincorse che a un certo punto Sì, poi che poi terminano si- perché ti manca lo Ma studio. io mi auguro di no, insomma, il Io glielo Viagrande... auguro. Io Però- mi auguro di no e penso proprio di no. Anche Credo che perché questa era una comunque giornata importante, sì. cioè era un banco di prova importante. Vabbè, ma si può anche perdere un big Sì, match, sì, si può Non anche avevamo perdere. perso neanche una partita e, E quindi? alla 17esima è arrivata la prima sconfitta. Va Quindi, benissimo. può anche Sì, è starci. stato sfortunato. Allora, io ti ringrazio, ti do un in bocca al lupo mio personale, ma tutta la redazione di Penalty per il proseguo di campionato, Grazie. sperando che insomma, le prossime partite ti possano regalare a te personalmente delle belle soddisfazioni, ma in genere a tutta la squadra. Ringraziamo anche Alessio. Grazie a voi. Settimana prossima quale potrebbe essere la partita da seguire? Così a occhio e croce. Garden Sport Messina, Villafranca Tirrena è un bel derby messinese e poi c'è Gravina Aci Sant'Antonio. Il Gravino non può perdere punti. Grazie ad Alessio, noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci rivedremo tra poco e dopo la pubblicità ci sarà lo spazio consueto di una rubrica importante, i campioni di penalty. Ci vediamo dopo la pubblicità.
Ci ha salutato la penaltina Lorena ed eccoci invece con l'altra nuova penaltina, la nostra Giada, che invece per fortuna ha trovato benzina mentre Lorena è rimasta a secco. Nonostante la crisi però io l'ho trovata. Benissimo. Allora, come ho anticipato prima della pubblicità, adesso spazio come al solito alla rubrica curata da Gianluca Barbagallo. Parliamo dei campioni di penalty. Questa settimana forse probabilmente il secondo più grande campione di tutti i tempi, secondo me però. Dopo Maradona è la volta di presentare un personaggio comunque mondiale, conosciutissimo e amatissimo. Parliamo del brasiliano Pelé, a penalty nella rubrica I campioni di penalty. Se a qualcuno chiedete chi sia stato il più grande calciatore di tutti i tempi, avrete ottime possibilità che vi risponda, senza indugi, con un nome breve, quasi uno schiocco. Un nome che per almeno un quarto di secolo è stato sinonimo di calcio. Pelé. Pelé è l'essenza del calcio, un talento purissimo cresciuto dando calci alla povertà. Edson Antares do Nascimento è nato nello stato di Minas, figlio di un calciatore sfortunato Dondinho, ed è stato un ragazzo prodigio col pallone fra i piedi sin da bambino. In effetti Pelé ha mostrato su un campo di calcio cose non solo mai viste prima, ma anche rimaste ineguagliate. Poi forse solo Maradona sarà stato più grande, ma nessuno è stato e sarà mai come Pelé. Un fisico perfetto, elastico, robusto, senza essere pesante, la capacità quasi animalesca di scattare da fermo in qualsiasi direzione, cui si aggiunge la caratteristica di trovarsi sempre in condizione di calciare, passando dall'accelerazione al dribbling, alla battuta senza tempi morti, come se la sua personale cinematica non seguisse le regole della fisica. Naturalmente questo valeva sia per il piede destro che per il piede sinistro, ma con entrambi era capace di battute talmente precise e potenti e con una coordinazione talmente perfetta che dall'esterno era impossibile capire quale fosse la sua inclinazione naturale. A queste già straordinarie caratteristiche va aggiunta l'altrettanto straordinaria efficacia nel gioco aereo. La capacità di staccare da fermo con i due piedi e galleggiare in aria era così naturale che Gianni Brera, descrivendola, coniò una stupenda iperbole nella quale affermava che Pelé, anziché saltare, dà l'impressione di lasciarsi cadere da un altissimo ramo di mango. La rimessa in gioco di Toscon, Riverino. Sul cross di Riverino, colpo di vento di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Lo stacco da terra di per sé irresistibile era coniugato ad una mostruosa capacità di scegliere il tempo per raggiungere la sfera nel punto più favorevole della traiettoria e ad una grandissima abilità nel colpire il pallone indirizzandolo dove voleva e dove il portiere avversario non sarebbe mai potuto arrivare. Un'immagine cult è il colpo di testa con il quale segna il primo gol all'Italia nella finale dell'Azteca dei Mondiali di Messico 1970. È stato l'unico calciatore a vincere 3 edizioni della Coppa Rimè, la Coppa del Mondo di calcio. Ha vinto nel 1958, ad appena 17 anni, nel 62 e nel 70. La prima squadra in cui giocò Pelé fu il Barú. All'età di 15 anni fu convinto a fare un provino per il Santos. Debuttò con la maglia della prima squadra segnando un gol in un 7-1 finale. Il 19 novembre del 1969 Pelé segnò il 1000° gol in carriera. La rete, chiamata familiarmente o millesimo, è stata realizzata contro il Vasco da Gama sul calcio di rigore allo stadio Maracanã. Nel 1975, dopo un anno lontano dai campi di gioco, Pelé fu ingaggiato dai New York Cosmos, oltre che per le sue doti tecniche, anche per promuovere il calcio negli Stati Uniti. Pelé esordì anche con i Cosmos con un gol e nelle 3 stagioni giocate nel calcio americano fu sempre nominato migliore giocatore del torneo.
Il 1 ottobre del 1977 Pelé concluse la sua carriera disputando un amichevole tra Cosmos e Santos, le sue due uniche squadre. Pelé ha giocato per 22 anni a calcio e durante quel periodo ha promosso l'amicizia e la fraternità nel mondo più di qualunque ambasciatore. Si ritirò dal mondo del calcio dopo aver realizzato 1281 gol che gli sono valsi il titolo del più grande goleador della storia del calcio. Ed ha debuttato in nazionale 3 mesi prima del suo 17° compleanno. Mai più nascere un nuovo Pelé. L'altro calciatore sì, buono, meglio di Pelé, ma come Pelé, no mai. E siamo sicuri che se Pelé non fosse nato calciatore, sarebbe nato pallone. E dopo questo servizio dedicato al grandissimo personaggio che è stato Pelé, È arrivato il momento di dare la pubblicità. A fra poco. questo è l'appuntamento di Penalty, ovvero i risultati, le classifiche, i commenti dedicati interamente al campionato dilettantistico siciliano, ai vari campionati dilettantistici siciliani. Adesso apriamo la parentesi dedicata al campionato di prima categoria, diamo il benvenuto al commentatore ufficiale naturalmente del campionato di prima categoria, parliamo di Luca Loisi. Ciao Luca. Buonasera. E diamo il benvenuto anche al direttore sportivo della San Pio che in questo momento è prima in classifica, parliamo di Andrea Milazzo. Ciao Andrea. Buonasera. E San Pio che va bene quest'anno, forse è la volta buona. Abbastanza bene. Incrociamo le dita però, perché insomma l'anno Facciamo scorso, tutti gli scongiuri. l'anno scorso stava per Abbiamo andare perso tutto la ok. finalissima. Vabbè, pazienza. Invece con Giada diamo subito lettura del girone F, se non sbaglio. Girone E. Ah, girone E, come al solito mi confondo, del campionato di prima categoria. Abbiamo i risultati e poi diamo subito anche lettura della classifica. A Randazzo, Randazzo Atletico Pedara 2-0. Real Belpassese Città di Maletto 0-2. A Mister Bianco, Linee Mister Bianco Cometa Biancavilla 1-2. Ciclope Bronte Desport Gaggi 4-1. Ad Aci Reale Aci Sant'Antonio Furci 2-0. A Santa Teresa Inessa 1-0. Giardini Naxos Sporting Taormina 0-7. Questa vittoria della squadra del Santa Teresa permette alla squadra messinese di raggiungere la vetta, anche perché insomma la Belpassese perde una partita in casa. Classifica. Sì, in vetta Santa Teresa con 32 punti, ma la segue Real Belpassese con 30, Cometa Biancavilla 29, Randazzo 28, Ciclope Bronte 27, Città di Maletto 24, Furci e Aci Sant'Antonio 23, Desport Gaggi 22, Sporting Taormina 21, Atletico Pedara 20, Inessa 13, Linee Mister Bianco 12 e ultima Giardini Naxos con 5 punti. Una grande occasione per la Real Belpassese che non ha sfruttato insomma, la possibilità di stare ancora in vetta. Luca. Sì, la Real Belpassese è caduta in casa dopo 9 risultati utili consecutivi per mano del Maletto, un gol per tempo, in una partita in cui la Real Belpassese ha spinto alla ricerca almeno del pareggio, ma non vi è riuscita, in contropiede ha subito anche la seconda rete. Questa sconfitta fa sì che in testa vanno i messinesi del Santa Teresa, vittoriosi per 1-0 sull'Inessa, e si riprendono la vetta dopo circa un mese e mezzo. Ma il campionato comunque possiamo notare che è apertissimo, infatti dietro hanno vinto tutte, sia la Cometa Biancavilla, sia il Randazzo sia il Ciclope Bronte, così che tra il primo e il quinto posto vi sono solo 5 punti di distacco. Continua il momento positivo della DAC Aci Sant'Antonio, che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva contro il Furci e quindi è risalito in una posizione a ridosso della zona playoff. Benissimo, se non sbaglio dovremmo avere anche il tabellino delle partite della prossima settimana, lo guardiamo insieme perché così possiamo capire se la Real Belpassese ha la possibilità effettivamente di riprendere la corsa. Ci sarà l'incontro tra Biancavilla contro Ciclope Bronte, Inessa Dacca, Città di Maletto contro Giardini Naxos, Furci Lineri,
Sporting Taormina contro Randazzo, Gaggi contro Real Belpassese ed infine Atletico Pedara contro Santa Teresa. Insomma, il Santa Teresa va a Pedara, non è un campo facilissimo. Sì, una giornata in cui tutte le prime 5 rischiano, perché anche il campo di Gaggi per la Real Belpassese non sarà facile. Poi vediamo che c'è l'importante scontro diretto fra la Cometa Biancavilla e il Ciclope Bronte, ma va fuori casa anche il Randazzo che giocherà contro lo Sporting Taormina. Perfetto, grazie. Come al solito Luca è sempre preciso, ma poi ha una memoria di ferro. Complimenti, devo farti veramente complimenti. Grazie. A questo punto invece Andiamo l'altro avanti. girone che ho detto poc'anzi, guardiamo il girone in modo che così poi parliamo con il nostro ospite, il direttore sportivo della San Pio, che è in vetta in questo girone. Vai. A Catania, San Pio X Valverde 3-2. Città di Mascalucia batte Condor 4-2. A Catania, Massimiliana Mineo non disputata. A Paternò, Real Paternò San Giorgio 3-0. Atletico Militello Sporting Barriera è stata rinviata. Ad Augusta, Città di Augusta Sporting Catena Nuova 2-0. Castel di Udica Sporting Priolo 2-0. San Pio sempre in testa con 39 punti, ma insomma subito a ridosso un pericolosissimo Città di Augusta. Classifica. San Pio con 39 punti, Città di Augusta 34, Città di Mascalucia 28, Sporting Priolo e Massimiliana 27, Real Paternò 26, Valverde e Sporting Barriera 24, San Giorgio e Castel di Udica 17, Sporting Catena Nuova 16, Atletico Militello 15, Mineo 11 e Condor 3. A questo punto diamo anche lettura del tabellino per le partite della prossima settimana. Condor contro Atletico Militello, Sporting Priolo Brucoli Augusta, San Giorgio Castel di Utica, Catena Nuova contro Città di Mascalucia, Sporting Barriera Massimiliana, Valverde Real Paternò ed infine Mineo San Pio. Prima di andare a vedere il servizio che riguarda l'incontro vinto dalla squadra del nostro ospite, parliamo della San Pio che ha battuto 3-2 il Valverde, diamo un commento Luca su questo girone un po' ingarbugliato in vetta, ma non più di tanto però. Sì, è rimasto tutto invariato, con la San Pio che ha dovuto sudare questa volta le proverbiali 7 camicie per avere la meglio del Valverde, che si è reso solo al 93esimo e ha dovuto cedere l'intera posta in palio. Così la squadra catanese è rimasta in vetta con 5 punti di vantaggio sul Città di Augusta, che continua a vincere, 7ª vittoria consecutiva. Continua anche la marcia del Real Paternò, 8ª vittoria consecutiva, 3-0 sulla San Giorgio e ora playoff che distano solo un punto. Mentre non si è disputata la partita tra Massimiliana e Mineo, era presente sia la formazione della Massimiliana sia l'arbitro, ma non il Mineo. Probabilmente sarà assegnata in primo grado la sconfitta a tavolino al Mineo. E quindi anche il punto di penalizzazione. Sì, però la squadra ricorrerà per il discorso degli spostamenti difficile causa benzina. Va benissimo, allora guardiamoci il servizio che ha realizzato Alessio Di Mauro sull'incontro tra la squadra della San Pio che ha vinto 3-2 contro il Valverde. Continua il gran momento di forma della capolista San Pio X, che batte per 3-2 il Valverde, confermando ulteriormente le proprie ambizioni di promozione, in una gara del risultato rocambolesco e con infinite emozioni, che non hanno di certo annoiato gli spettatori presenti al campo Seminara di Catania. Insomma, le 5 reti segnate ed i 3 legni colpiti hanno dato vita ad un incontro molto combattuto ed equilibrato, ma alla fine ha avuto il sopravvento la squadra che ci ha creduto di più, la San Pio. La gara si gioca a ritmi elevati fin dalle prime battute, ma l'equilibrio viene interrotto al 15° dall'attaccante locale Cristian Palumbo, che si fa largo tra i difensori e lascia partire un diagonale dalla sinistra, che non lascia scampo al portiere Leonardi. È l'1-0. Il Valverde non ci sta e dal 23° perviene al pareggio con Cozza, abile a battere Sarica con un perfetto colpo di testa su cross di Fontanot. Al 39° la San Pio si riporta in vantaggio con un calcio di rigore di Patanè procurato da Litteri, 2-1. La risposta al vantaggio della San Pio arriva al 44° con una punizione di Finocchiaro che si insacca sotto l'incrocio e il gol del 2-2. Le emozioni non finiscono, infatti poco prima dell'intervallo è nuovamente Finocchiaro per il Valverde a impensierire Sarica con una punizione dal limite, ma stavolta la palla si stampa sulla traversa.
Nella ripresa il Valverde abbassa il proprio baricentro ed è la Sampio a salire in cattedra, andando vicino al vantaggio al 52esimo con una punizione di Vadalà, ma la palla si stampa sulla traversa. Al 65esimo la Sampio si rende nuovamente pericolosa, con una punizione di Litteri, ma il tocco sotto porta di Leotta finisce di poco a lato. Al 75esimo la Sampio colpisce il suo secondo legno sugli sviluppi di un tiro dalla sinistra di Palumbo e il tocco a porta vuota di Vadalà, che coglie la base del palo. All'85esimo la Sampio potrebbe andare in vantaggio, ma il pallonetto di Palumbo viene salvato sulla linea da Fontenot al portiere già battuto. Il vantaggio però arriva in pieno recupero con Palumbo, che è abile ad entrare in area e battere sul proprio palo Leonardi per il definitivo 3-2. Adesso, come non mai, la squadra da battere nel campionato di prima categoria si chiama Sampio Decimo. La squadra da battere in prima categoria è la Sampio Decimo. Allora parola subito ad Andrea Milazzo. Sì, è da battere indubbiamente questa Sampio, però io guarderei questo Città di Augusta che ha allestito in quest'ultimo periodo una squadra veramente di categoria superiore, senza nulla togliere comunque alla grandissima stagione che la Sampio sta disputando. Ma diciamo che ancora i giochi non sono fatti, quindi noi rispettiamo tutti, sia dall'ultima in classifica Certo. la Condor che l'Augusta. Per noi Certo. ogni partita ha una sua storia, come abbiamo ben visto anche col Valverde, che non è stata semplice. Abbiamo vinto semplicemente al 93esimo. Questo dimostra che c'è carattere C'è comunque, carattere, c'è voglia. voglia di vincere, ogni singolo giocatore sa che quando il mister lo chiama si fa trovare pronto, considerando che ci sono stati 4-5 giocatori in più che si sono inseriti a dicembre e che si stanno mettendo in condizioni a disposizione del mister. Questa è la cosa più importante quando si vogliono raggiungere certi obiettivi. Se non si ha un gruppo, se non si è determinati, si rischia poi puntualmente di svanire i sogni. Certo, sicuramente. E questo appunto noi ora insieme alla società stiamo cercando di ottenere l'obiettivo che già la società si era un attimino pronosticato di, come ha ben detto lei a inizio trasmissione, di prendere già l'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso non è stato possibile, ma quest'anno faremo il tutto possibile per poter Ma io credo conquistare. che sia la stagione giusta. Non Speriamo, so perché. speriamo. Volevo ringraziare Luca Loisi, come al solito, per la sua puntuale rassegna del calcio dilettantistico imperniato, in questo caso al campionato di prima categoria. Il nostro ospite rimane così nella parte finale, voglio fare una domanda stuzzicante. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, perché dopo chiuderemo il nostro appuntamento con il campionato di seconda categoria. Ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci rientrati. Allora Gianluca, un amico da Giarre, Marco Sì, Gentile, ci sì. ringrazia e soprattutto ci ringrazia anche perché da qualche settimana abbiamo la possibilità di essere visti anche nella sulle zona frequenze. Cese, nella zona dopo dillo Giarre tu anche. che sei più bravo. Sì, su TRA siamo in onda il lunedì a partire dalle 16, 16:15 e poi anche su Prima TV, sempre il lunedì, però dopo le 14:30. Quindi ci stiamo allargando. Ci stiamo allargando. Arriveremo anche nel Siracusano da qui a poco. Assolutamente, perché c'è un progetto. Il nostro Napoleone ha deciso così. E a proposito, Marco Gentile ci chiedeva, visto per completare l'informazione, qual era l'altra finalista della Coppa Italia di Eccellenza. sì. Perché abbiamo detto Laura, l'altra sarà il Riviera Marmi, che in semifinale ha battuto il Ribera 2-1. Una finale Quindi, il 1° interessante. febbraio al Comunale di Vittoria si disputerà la finale regionale della Coppa Italia di Eccellenza fra Real Avola e Riviera Marmi. Benissimo, grazie Gianluca. Allarghiamo con la camera perché adesso vado subito a presentare il commentatore ufficiale del campionato di seconda categoria, no? Il nostro Dario Giuffrida. Ciao Dario, tutto a posto? Tutto bene. Perfetto, allora i tempi stringono, dobbiamo subito dare lettura naturalmente del campionato di seconda categoria. Il primo girone che la nostra Giada ci racconta qual è? Girone A. Perfetto, allora risultati e classifica. Catania, Picanello, Aquila Monteserra 4-0. Vizzini, Atletico Francofonte 2-1. Ammineo, D'Agata, Librino 2-3. Junior Ramacca, Megara Augusta è stata rinviata. Liotru, Raddusa non disputata. A Carlentini, Carlentini Sortino 2-1. Diamo anche in questo caso lettura della classifica, se non sbaglio il Carlentini è ancora in vetta. Resta in vetta con 34 punti, ma la segue Atletico Francofonte 28, Megara Augusta 25,
Picanello 25, Sortino 22, Liotru 20, D'Agata 16, Junior Ramacca 15, Vizzini 14, Librino 13, Aquila Monteserra 7, Raddusa 4. Ricordiamo anche che Raddusa ha un punto di penalizzazione. Dario, i soliti 60 secondi per raccontarci questo girone. Esatto, è un girone dove domina, come abbiamo già detto in diverse settimane, il Carlentini, un +6 abbastanza solido, soprattutto perché la squadra gioca in maniera convincente, 2-1 sul Sortino, risultato di giustezza, tra l'altro aiutata questa piccola fuga a 8 giornate alla fine dalla caduta dell'Atletico Francofonte, che ha dato questo involontario assist. Importante anche la vittoria del Picanello, che ne fa 4 all'Aquila Monteserra, che è sempre più indiziata di una possibile retrocessione insieme a Radusa. Ormai il divario è di -6 e -9 dal Librino. Penso che nella zona bassa i giochi sembrerebbero fatti. Esatto. E tra l'altro, a proposito di Librino, c'è questa vittoria importantissima del Librino in casa del D'Agata, un derby sentitissimo, tra l'altro giocato a Mineo perché il D'Agata ha il campo squalificato per 5 giornate, e tra l'altro mi hanno detto dalla squadra del Librino che insomma è una vittoria speciale dedicata al padre del vicepresidente Aldo Rinaldi, che è mancato negli scorsi giorni. Ci tenevano a fare questo omaggio. Benissimo, girone G a questo punto, i risultati e la classifica, a te la parola Giada. A Milo Aci Bonaccorsi 4-2. Ad Acireale Real Aci batte Libertas Aci 2-1. Belpassese Pisano Cosentini 3-3. Valguarnerese batte Real Centuripe 1-0. A Mascalucia Canalicchio Real Pianotavola 1-1. Ad Adrano Real Adrano Tremestieri Etneo 3-1. In classifica, come al solito, il Milo continua a vincere e continua a rimanere in vetta solitaria in questo girone. Sì, rimane in vetta con 38 punti, Real Aci 25, Valguarnerese 24, Belpassese 23, Aci Bonaccorsi e Canalicchio 21, Real Adrano 20, Real Pianotavola 19, Real Centuripe 16, Pisano Cosentini 15, Tremestieri Etneo 10 e ultima Libertas Aci 4. Ricordiamo anche che Aci Bonaccorsi e Canalicchio hanno una partita in meno. Dario, commentare questo girone sembrerebbe tempo un po' perso. Scontato di settimana in settimana, non è cambiato nulla, sempre più 13 per il Milo. Il fatto è che ora ci sono sempre meno giornate, le giornate infatti, non sono ma più quando nuove. finisce questo campionato? Così decretiamo non parliamo più di questo Milo. È stato inutile questo Esatto, girone di seconda perché categoria. i ragazzi adesso devono mantenere la concentrazione, non dare niente per scontato. E non è facile, eh? Non è facilissimo, e insegue il Real Aci, che ha vinto il derby di Acireale con la Libertas, ormai sempre più fanalino di coda. E notizia anche per quanto riguarda l'avversario del Milo, che questa settimana era l'Aci Bonaccorsi, l'ex terza alla classifica, quindi è una vittoria abbastanza pesante. Tra l'altro aggiungo che nella prossima settimana l'Aci Bonaccorsi sfiderà proprio il Real Aci, quindi quinta contro seconda. Ricordiamo che l'Aci Bonaccorsi ha una partita in meno. E nell'altro girone, il girone H che avevamo appena commentato, ci sarà lo scontro diretto tra il Carlentini e l'Atletico Francofonte, quindi prima contro seconda. Saranno due partite sicuramente da seguire. Importanti match allora, quindi la prossima settimana. Esatto. Ho lasciato l'ospite Andrea Milazzo per ultimo, perché io voglio fare una domanda un po' stuzzicante, come ho detto poc'anzi. Perché? Il San Pio, speriamo che vada tutto bene, insomma incrociamo le dita, passa di categoria, va a disputare un campionato importante come quello di promozione, però sappiamo tutti che il campionato di promozione non è come quello di prima, costi maggiori, quindi difficoltà che si presenteranno. La società è pronta ad affrontare questo ulteriore passo in avanti? Diciamo che già il programma che è stato affrontato quest'anno è stato affrontato proprio nella speranza appunto di avere già delle ottime basi per poter affrontare anche quello di promozione. Quindi già siamo preparati e siamo consapevoli di quello che possa essere il campionato di promozione. La tua è una dichiarazione ufficiale, quindi ci crediamo e ti auguriamo insieme chiaramente a tutta la società un in bocca al lupo, perché siamo contenti quando una società del catanese insomma raggiunge anche altre categorie. Sicuramente. Grazie quindi al nostro Andrea Milazzo, direttore sportivo della San Pio X. Un grazie naturalmente anche al nostro Dario Giuffrida, il commentatore ufficiale del campionato di seconda categoria. Un saluto anche al nostro Gianluca Barbagallo. Abbiamo finito. Abbiamo finito anche questa settimana. Ma quando avremo del tempo in più? Ecco, tu mi dai il lancio, io lo sapevo, ci siamo preparati. Sono uno cignolo vestito da giornalista. Gianluca, insomma, i lanci sono facili.
Dalla prossima settimana abbiamo guadagnato altri 15 minuti, quindi il penalty non inizierà più alle 19:15, ma inizierà alle ore 19. Quindi dalle 19 alle 20:30, 90 minuti per raccontare tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di interregionale sino al campionato di seconda categoria, con tutte le varie rubriche che come al solito ogni settimana variano. Questa settimana abbiamo parlato dei campioni di penalty, stiamo preparando una nuova rubrica che si chiama Penalty Focus. La prossima settimana comunque vi anticipo che Sport Story sarà una puntata interessante, perché vi faremo vedere un reperto molto difficile da vedere in giro e da insomma, lo scafo del Titanic? No, vedremo Italia e Germania dei campionati mondiali del 1970, il famoso 4-3 in versione originale a colori. La madre di tutte le partite. La madre di tutte le partite, una versione introvabile, diciamolo pure. Benissimo, allora ancora un saluto ai nostri ospiti, allora, un saluto a ricordando Gianluca. quelli che sono i riferimenti telematici per poter continuare a parlare con noi durante la settimana. Lo potrete fare attraverso il profilo ufficiale su Facebook, Programma Penalty, e voi chiedeteci insomma l'amicizia, cliccate mi piace e noi saremo a vostra disposizione ogni giorno a casa vostra, oppure con la nostra mail penaltysestarete@libero.it. Con questo ho chiuso. Grazie Gianluca, un saluto anche a Giada. Un saluto a voi tutti, ci rivediamo qui domenica alle 19. Oh, benissimo, bravissima, una memoria. Appuntamento alla prossima settimana, arrivederci a tutti. Buona serata.